con noi Raffaele Padrone, dirigente sindacale del sindacato FSP Polizia. Buonasera Padrone. Buonasera direttore, buonasera alla Tania. Senta, lei è un sindacalista, quindi volevo commentare dal punto di vista di un sindacalista quanto è successo a Roma durante le manifestazioni dei No Pass, dove è salita sul palco e ha preso la parola anche un vicequestore della Polizia di Stato, Nunzia Alessandra Schilirò, che tra l'altro è di origini goriziane. Cosa ne pensa lei? Era opportuno per un agente della Polizia di Stato intervenire in un contesto del genere o no? Allora, se fossimo stati al bar le avrei detto di sì. Non è possibile che un appartenente della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o comunque chi indossa una divisa possa salire su un palco se non autorizzato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministero. Faccia conto noi che indossiamo una divisa giornalmente, siamo lo Stato, e quindi gridare da un palco contro le decisioni dello Stato, indicando la ragionevolezza dello Stato, indicando la contrarietà al principio dello Stato, non è possibile. Io posso dire chi vuole vaccinarsi si vaccina, questa è la cura, se ci credete o non ci credete, posso dirlo, ma non posso dire che in questo momento lo Stato, come è stato detto dalle parole di quel dirigente di polizia, siano accettate. Non sono state accettate da tante persone e non sono sicuramente accettate dal Dipartimento, che provvederà sicuramente con una sanzione disciplinare. Il problema quindi è stato causato dalle opinioni che ha espresso o dal fatto che non ha chiesto un'autorizzazione? Da entrambe, da entrambe, anche perché lei sa benissimo, con lei quante volte abbiamo partecipato, io personalmente, qualche telespettatore se lo ricorda, lo sa, lo vede, a quante fuori programma come libero cittadino ho partecipato. Lei stesso dica quante domande ha dovuto fare al Dipartimento per avere la mia figura su un giornale o su un video, e sono sindacalista. Ma prima di essere sindacalista sono un appartenente alle forze dell'ordine. Quindi quando io parlo in televisione, se dovessi parlare di polizia, come appartenente alla Polizia di Stato, sotto pancia dovrebbe venire fuori la scritta del mio grado, ma dovrei presentarmi in divisa e soprattutto dovrei chiedere autorizzazione per l'immagine all'ufficio rapporti sindacali e all'ufficio rappresentativo della stampa e in primis al questore di Pordenone di poter apparire in televisione. Quindi le relazioni esterne, c'è un ufficio apposta, danno questa autorizzazione. Salire su un palco e senza autorizzazione come appartenente della polizia, quello forse è il problema esatto, maggiore, perché... ma poi le dichiarazioni te ne assumi le piene responsabilità. Sì, però Padrone, ad esempio, non è vietato a un rappresentante delle forze dell'ordine o dell'esercito oggi di candidarsi anche come candidato politico amministrativo? Ma io volevo arrivare a questo, no? Molto anche probabilmente magari con partiti che non ma molto probabilmente, allora, siccome parliamo in questo caso specifico, perché se la domanda è quella io posso candidarmi o non posso candidarmi, lo posso fare, devo fare un'autorizzazione indicando che voglio candidarmi per il partito X alle prossime amministrative in città di Pordenone. La Polizia di Stato, l'appartenente alla Polizia di Stato, se dovessi farlo io, immediatamente sarei messo per il tempo di 40 giorni in aspettativa per le elezioni, con stipendio per l'amor di Dio, però sarei trasferito immediatamente dall'ufficio. Potrei andare come persona sposata, potrei andare a Udine, a Trieste, a Gorizia, a Portoguaro, ma sarei trasferito immediatamente. Quindi guardi quali sono le regole. Nell'Arma dei Carabinieri funziona diversamente, se non sei in un ufficio operativo puoi rimanere nella tua città, però non devi fare servizio operativo. I militari hanno una legge a parte e lo possono fare.
Il problema di quella persona che è andata lì è molto probabilmente, direttore, la troveremo sicuramente nella lista elettorale da qualche parte, perché non può rispondere quando gli è stata già notificata sicuramente la sanzione disciplinare, da quanto ho sentito dagli spot del Ministro dell'Interno, non ho sentito il capo della Polizia, ma dagli spot del Ministero dell'Interno, del Ministro Lamorgese, sicuramente sarà sanzionata, perché noi, vede, differentemente da una persona come lei o come quelli che ci ascoltano, che non fanno parte di questa nostra arma o della forza di polizia, rispondiamo di un codice penale, codice civile, codice amministrativo, ma soprattutto non DPR 737 dell'81, dove sono raffigurate tutti i comportamenti che deve attuare un appartenente alle forze dell'ordine, che vuol dire che si parte da un richiamo orale e si arriva a una destituzione, e quindi poi ci sarà un processo. Sa quanti processi come difensore ho fatto in 35 anni e 30 di sindacato? Tantissimi. Allora si può scendere, si può salire di pena, poi è il Dipartimento che ne decide alla fine, però il problema è che si parte sicuramente da una grave sanzione per questo episodio, sono sicuro. Bene, staremo però a sarà magari salvata scegliendo un'altra strada, perché ho sentito questa persona convintissima sui social, poi gli atti non li ho letti, ho visto l'episodio, ma appena è salita sul palco ho detto un altro processo. Grazie per il suo contributo a Raffaele Padrone. Grazie alla prossima grazie settimana. a voi, buonasera. Friulo-Vesbanca compie 130 anni. Per l'occasione vi proponiamo un servizio che celebra questo grande traguardo.